Ed ora alcuni momenti della festa del Panevin in Golena a San Donà di Piave. Sentiamo Giovanna Serena. Anche quest'anno la Golena del Piave ospita la tradizionale festa della fanfara e del Panevin. Vediamo come si è svolta la serata. A organizzare la tradizionale festività i bersaglieri di San Donà di Piave, che hanno provveduto a rendere possibile un momento conviviale con dolci tipici e vin brûlé. Un'occasione di ritrovo per i politici locali, con il sindaco Francesca Zaccariotto, che in merito al meraviglioso scenario ha colto l'occasione per augurare un buon anno ai cittadini, sottolineando l'importanza della festa dell'Epifania, che accomuna adulti e bambini. Un appuntamento questo di storia e cultura tradizionale, collocato in un contesto di unione dei due elementi, il fuoco e il fiume Piave, che non può che auspicare un anno all'insegna delle migliori prospettive e dell'impegno collettivo. Quest'anno le faville in che direzione sono andate? Porteranno un buon auspicio? Quest'anno, dal primo momento quando è stato acceso il fuoco adesso, se guardiamo anche adesso, vediamo che le faville e il fumo vanno nettamente verso ovest, cioè, e quindi la tradizione dice così: se il fumo va a sera, tanta poenta ne ha caliera, se il fumo va a mattina, poenta pochettina. Questa è la sintesi. Auguriamoci quindi un buon anno. Questa volta sì, io a portare tanta fortuna a tutti quelli che sono venuti qua. Ad accontentare i più piccoli l'arrivo della Befana con le sue calze e i suoi regali, che hanno entusiasmato i bambini e reso la serata ancora più speciale. Ma voi la Befana vi porta la calza stasera? A me sì, Perché tu sei buona? un po' sì. Ti porta più dolce o più carbone? Più dolci? E te li mangi tutti te? No. In quanto mangi tu i dolcetti della Befana? 2 mesi perché mio papà non vuole che ne mangio tanti. Li dividi un po' col papà i dolci? No. Li mangi tutti te? Sì. Anche il carbone? Sì, mi piace. Ti piace anche il carbone? Come ti chiami? Gabriele. Sei contento della calza? Sì. E l'anno scorso la Befana cosa ti ha portato? I pirati. Ma i dolcetti li mangi solo te? No, anche lui. E a te la Befana ti porta i dolcini? No, però mia cugina vuole il carbone di legno. Di legno. A te porta i dolcini, vero? Però il carbone, anche quello è buono, è fatto di zucchero. Ti piace questa festa? Sì, era più bella. E la Befana ti porta la calza stasera? Sì. Con tanti dolci? Sì. E a te la Befana porta la calza stasera? Credo di sì. Che l'anno scorso cosa ti ha portato? Dolci? Niente carbone? No. Ma la Befana voi questa sera vi porta la calza? Sì. Con tanti dolci? Sì. E il carbone? No. Perché siete tutti buoni? Sì. Fate vedere le vostre calze?